Amici bellini, una conferenza da brivido, mai vista una roba del genere da quando facciamo queste analisi, mamma mia, tutta da analizzare, proprio tecnicamente. Cominciamo. Signori, veramente, perché poi noi spesso siamo severi con il Napoli, ma fatele meglio le cose, i ritardi, eccetera, eccetera. La Serie A ha raggiunto delle vette irraggiungibili. Sabatino Baiano, benvenuto sul canale e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Si sente il microfono? Penso di sì. Lasciate un like se si sente il mio microfono, perché quello della Serie A non funzionava, o meglio, ogni tanto lo attaccavano, lo staccavano. Se si sentiva il microfono di Mazzarri non si sentivano le domande. Una roba mai vista. Cominciamo e andiamo a capire quello che sono riuscito a scrivermi, perché è una roba che non si può spiegare. Mi sposto, dove mi sposto? Mi sposto negli screenshot. Mi sposto in questa situazione momentanea, perché prima di tutto c'era un solo microfono, se lo dovevano passare e comunque non era acceso. Ma molto prima di questo, Vincenzo Mazzarri. Oh, ma veramente state facendo? Nell'attesa, sai, la musichetta di attesa dell'ascensore, mentre aspettavamo, perché erano evidentemente in ritardo. Poi magari non è colpa della Serie A, magari è colpa dell'Arabia Saudita tutta. Però queste cose qua stanno a voi Serie A. Vincenzo Mazzarri, hanno fatto una fusione tra Vincenzo Italiano e Walter Mazzarri. Mo non lo so se la prossima conferenza sarà di Walter Italiano, potrebbe essere. Però Vincenzo Mazzarri e Giovanni Simeone. La conferenza si apre già con una domanda per Simeone e non possiamo sapere se ci sono state altre domande per Mazzarri prima. E vabbè, tanto le domande ai giocatori di solito non portano a nessuna risposta importante. Andiamo avanti. Dopodiché a Mazzarri si chiede se il mercato incide, se la vittoria con la Salernitana ti può dare una mano. Lui dice il mercato non incide, io comunico ai miei calciatori che devono essere concentrati solo sulla partita, le solite cose. È una vittoria che può dare morale perché abbiamo fatto tutto bene finora, solo la partita con il Torino. La partita con il Torino deve essere importantissima come paragone di squadra, questo lo dico io, di squadra che ti viene a prendere alta, perché la Fiorentina così fa, e quindi morale, speriamo bene. Poi si fa un attimo un recap della situazione degli infortunati o di quelli che sono da recuperare, e Mazzarri dice Cajuste forse adesso lo proviamo, deve essere recuperato per forza, perché lui era un po' più pessimista, invece evidentemente si può recuperare. Idem dice Zielinski un poco meglio, anche lui lo proveremo stasera, mentre su Demme non è proprio possibile perché non si è allenato ieri. Si parla di stiramento al gemello, non lo so, voi fate, i medici possono scrivere sotto nei commenti e dirci quando si recupera lo stiramento al gemello. Comunque dice una cosa non gravissima, ma sicuramente per questa partita non ce lo abbiamo, quindi tra un po' facciamo la formazione e siamo coi piedi di Pilato, come anticipato. A Simeone poi si fanno le solite domande, quando tu stavi con la Fiorentina avevi fatto 3 gol contro il Napoli, adesso eccetera eccetera. Simeone, vabbè sì, ma adesso è un'altra cosa, quello che ho fatto con il Napoli è tutta un'altra cosa. La Fiorentina gioca bene a calcio, dobbiamo togliergli il pallone. Quindi ancora Simeone comunica quelle che sono state le direttive evidentemente del mister, che teme probabilmente un palleggio da parte della Fiorentina. Attenzione, Fiorentina che è un po' diversa dall'anno scorso, quindi se Mazzarri sta ancora a quello che ha studiato l'anno scorso, no. E infatti poi dopo ci dice io ho studiato la partita, quella là che non vi è piaciuta, di Garcia Napoli-Fiorentina, cercherò di fare qualcosa di diverso. E insomma Simeone sottolinea che ci vuole umiltà e spirito di squadra, e gli chiedono se scrive ancora sul suo blocco notes, che Simeone tiene questo diario dove scrive tutte le cose sue, e dice sì, lo scrivo ancora, sempre per migliorare, per vedere a che punto sto con la mia praticamente carriera. A Mazzarri poi si chiede della finale del 2012, si potrebbe chiudere un ciclo, insomma, quando non andò bene la Supercoppa dell'epoca, e Mazzarri qua dice una dolce bugia, dice non mi piace parlare del passato. Dice non mi piace parlare del passato. A Mazzarri ti piace assai, parli solo del passato, però non vuole tornare a quella cosa là per fare polemiche, e quindi glissa un pochino, dice fu una partita particolare, senza fare polemiche ad oggi. E poi si chiedono, visto che sta Simeone là, lo fa giocare oppure no? E Mazzarri fa la battuta, dice no, non mi piace come ha parlato, quindi lo lascio fuori. Mazzarri, non fare queste battute se poi domani non lo metti in campo, perché diventa
allora lo fai giocare, perché questa battuta che lui dice poi no, a parte gli scherzi è una delle possibilità, si sta comportando bene eccetera eccetera, non facciamo l'errore che abbiamo fatto con il Torino, squadra simile che ti viene a prendere, sul fatto che ti vengono a prendere, squadra simile, qui con Simeone un poco meglio e poi ha la possibilità con Raspadori di aumentare l'attack momentum aggiungendo un uomo. Secondo me è meglio così, ragionaci. Poi Simeone stesso chiedono se Kvara decentrato, ma prima di tutto gli chiedono quanto sarebbe importante segnare per te in questa Supercoppa, che è una domanda importantissima, perché noi dobbiamo sapere quanto effettivamente dare un peso al gol. Diciamo che facciamo conto che Simeone segna, vogliamo sapere da lui quanto è importante, perché potrebbe essere anche poco importante, e tu dici Simeone fa gol e tu gli rispondi dire non è stato un gol molto importante, quanto è importante? Non la fa proprio questa domanda e parti direttamente con la domanda che potrebbe essere interessante, anche se non ti risponde niente. Kvara decentrato è più una domanda da fare al mister. Kvara decentrato ti può aiutare a te come prima punta che non dà punti di riferimento. Simeone dice semplicemente io mi adatto a tutto quello che succede intorno a me, gli faccio appunto, se intorno a me si muore così io mi adatto di conseguenza. È sempre buono avere uno come Kvara davanti, dietro, di lato, non ti cambia niente. Ma quanto è importante? Dopodiché a Mazzarri chiedono ancora una volta del cambio del modulo, lui dice lo tengo per me, ma poi conferma rimarremo con il modulo con cui stiamo iniziando. Perché? Perché cambiano dei meccanismi, perché poi serve del tempo per cambiare tutti i meccanismi con un altro modulo. Insomma, non è una transazione facile, non è una transazione veloce e Mazzarri non se la sente di partire con un modulo nuovo e poi non funziona e quindi certi meccanismi non li hai studiati e non li hai comunicati. Questa è una cosa che però in partita, durante la partita lui fa, ed è anche giustificabile dall'andamento che sta avendo la partita. Quindi ragazzi, pensiamo che si parte sempre con il 4-3-3 e poi in corso d'opera, se devi aggiustare, se devi aggiungere un attaccante, se devi aggiungere un difensore o un esterno, si shifta e ci si adatta sempre con pochi cambiamenti, si costruisce a 3 e aggiungi un trequartista, insomma non cambia niente. A Simeone chiedono anche del ritiro e Simeone dice stare rinchiusi è brutto, non è bello, però fa bene stare insieme, fare qualche gioco, cenare tutti insieme, ti aiuta a fare gruppo. E poi dice non abbiamo parlato con ADL, questo mi dà una grande fiducia. Io sono, perché ricordate quando ADL poi improvvisamente si era presentato a Castelvolturno per risolvere la situazione e non si è risolto, anzi siamo andati peggio. Secondo me bene, anche l'intervista che ha fatto ADL, che ha rilasciato, non ho capito se era la Repubblica o il Corriere, dove dice oltre Ngonge prenderemo altri 2 acquisti. Cioè fai così, fai il presidente che interviene sul mercato e non fare il vice allenatore, non fare il mental coach, non fare queste figure che se le vuoi mettere in società benissimo, ma non farle tu. Quindi mi piace che ADL sia convinto di intervenire sul mercato e gli acquisti che stanno venendo. Ngonge mi attrae molto, più guardo i video e più mi attrae. Veramente un peccato che ci siamo mossi tardi, perché c'era una grande possibilità con una Serie A ancora scarsa non dico di fare il bis, ma insomma di rimanere nell'orbita di quelle 2 che se ne stanno scappando, però non si è fatto. Io spero solamente che ADL, visto che ancora una volta leggo le reazioni degli addetti ai lavori a questo mercato e alle parole di ADL, ha capito, ha ammesso l'errore, ha capito che bisognava cambiare qualcosa, ci siete arrivati con ritardo, ma va bene, però c'è ancora un errore di base che ancora resta e che nessuno sta sottolineando. Manca sempre un direttore sportivo, perché Meluso fino ad ora è sembrato più una figura da mandare in conferenza per parlare quando non vuoi far parlare il mister. Sta facendo il mercato Meluso oppure lo stai facendo sempre tu? Perché se lo stai facendo sempre tu parti sempre da un presupposto, dall'errore originale. Quindi io lì sono contento che ADL si sta muovendo, però non dimenticare che quello che devi fare è il presidente e non anche il mercato e non anche la formazione. Non devi fare il tattico che decide il 4-3. Lì rischiamo che sì, la squadra magari si rinforza, metti dei giocatori più forti nella rosa, però parti col peccato originale, lo confermi, e invece no, dall'anno prossimo deve essere diverso. Dai presidente, io credo in te, si può fare. Quindi a Mazzarri chiedono se su Napoli-Fiorentina, se insomma lui dice giustamente, con grande correttezza, non entro in merito di una partita dove non ero io l'allenatore, però l'ho rivista e quindi cercherò di fare qualcosa perché quella partita non andò bene. Poi gli chiedono anche, arrivano domande in arabo ovviamente, e il traduttore frigge e non si può sentire
dall'auricolare tra la traduzione. Insomma, gli chiedono della nuova formula della Supercoppa, da quanto sono riuscito a capire, e Mazzarri dice: queste sono robe che dovete chiedere alla federazione, non l'abbiamo deciso noi ci adattiamo a quello che è. E poi un'altra domanda, che visto che la traduzione non funziona, il giornalista, credo che fosse arabo, gliela fa direttamente in inglese, e qua Mazzarri mi fa un po' tenerezza, dice: ma non si sente bene nemmeno. No, è qua è che non hai ripassato l'inglese che avevi dovuto studiare quando allenavi in Inghilterra, è passato un po' di tempo, ma è logico, se non lo pratichi è normale che ti scordi, e mi fa un po' di tenerezza. E gli chiedono insomma di tutti i top player che sono andati in Arabia come possono cambiare il campionato arabo, per esempio K2 è stato là, e lui dice: non si sente bene, oggi vabbè, ho capito, insomma gliela traducono alla meglio tutti quanti. Lui dice: non mi nascondo, ci sono i soldi, quindi si possono prendere i top player, quindi cresceranno, eccetera eccetera. Allora ragazzi, di peggio non si poteva fare tecnicamente in questa conferenza. Noi però ci spostiamo con un Amrabat tattico, ecco qua, e credo che questa potrebbe essere la situazione. Muhammad e Osimhen Amiz, che non ci azzeccano perché uno è in nazionale, sono entrambi forse infortunati, ma abbiamo aggiunto Mazzocchi. Il mio amico Valerio mi sta dando una mano. Oh, c'è una novità. Ecco qua, aggiustiamo tutte le cose, eccetera, eccetera. Allora, Gollini, perché non credo che Meret ce la farà. Poi, ovviamente, ragazzi, ci sarà il report dell'allenamento della sera e noi possiamo avere più certezze. Ma insomma, Juan Jesus, Rachmani, Mario Rui con un Olivera che sta in recupero e quindi speriamo che possa tornare al più presto. Lobotka, Cajuste, che quindi immaginiamo che possa essere recuperato, e immaginiamo Zielinski, ragazzi, titolare, se ce la fa, se ce la vuole dare, perché è così, altrimenti abbiamo veramente poche altre soluzioni. Kvara, Simeone e Politano per partire, secondo me si partirà così. Dopodiché ci sono una serie di giocatori che consideriamo in panchina abili e arruolabili, come Gaetano, Raspadori, ecco Zanoli non c'è più e quindi lo dobbiamo sostituire. Ostigard, che anche però pare sia in uscita, quindi anche lui vuole andare via. Lindstrom, vediamo che fine farà nel momento in cui arriva Ngonge. Ragazzi, secondo me Lindstrom su quella fascia almeno non lo vedremo più, quindi dobbiamo inventarci un Lindstrom trequartista o un Lindstrom mezzala d'attacco, perché sulla fascia o lo puoi utilizzare quando vuoi far rifiatare Kvara, ma lo fanno rifiatare pochissimo a Kvara. E oramai con l'arrivo di Mazzarri, Kvara se la fa tutta la partita. Zerbin idem in uscita verso il Frosinone, quindi panchina cortissima. Cioè, consideriamolo ancora Ostigard come unica soluzione in difesa, consideriamo Mazzocchi ovviamente, e questi siamo. Capiamoci bene, deve arrivare Traoré, deve arrivare Ngonge, ma questa competizione la dobbiamo giocare così, e non c'è alcun dubbio, non sarà facile. Non sarà assolutamente facile. Quindi teniamo presente che se si riuscissero a firmare i contratti, insomma, in giornata, un Traoré, un Ngonge, se te li puoi portare per la finale, poi non lo so se ci sono dei problemi burocratici di convocazioni che sono già scritti, però se te li puoi portare, volendo pensare positivo, che riesci a superare la Fiorentina e quindi ti proietti verso una finale, ti servono come il pane. È proprio un peccato non aver lavorato con un po' di anticipo e aver chiuso questi acquisti che mi sembrano anche importanti. Oddio, Traoré va tutto visto fisicamente se può giocare subito, ma Ngonge sicuramente ti torna utile, specialmente perché questo Politano si continua a parlare di questo interessamento dell'Arabia Saudita. Vediamo se è tutto una buttata oppure se questa offerta effettiva, perché se questa offerta effettivamente esiste, ma tu Politano devi accettare senza dubbio, e tu Giuffredi anche, e tu Napoli pure dovete accettare. Noi teniamo Ngonge, che facciamo giocare qualche partita a Lindstrom, oppure consideriamo Mazzocchi esterno destro alto e vai, Mazzocchi come Lozano, non fa niente, ma devi monetizzare subito, perché se Ngonge mi fa vedere anche qualche cross di destro, perché tutto quello che abbiamo visto è molto mancino, molto monopiede, e mi fa vedere pure qualche cross di destro, diventa il mio giocatore preferito, ha dei colpi
ha dei colpi in gonge che altri giocatori non hanno, cioè non li pensano proprio, e lui ce li ha, e quindi questo fa piacere e dà un pochino di entusiasmo un pochino a tutti, e potrà dare entusiasmo anche ai compagni di squadra. Quindi calma, fiducia, però calma non il Napoli si deve muovere in fretta. Della Mendes ha detto altri 2 acquisti, vediamo se si chiude per Barak, se si fa Teate in difesa, poi impariamo a pronunciare anche Teate nel caso arrivano, altrimenti non facciamo cose inutili. Da New York, Valerio Fluido è tutto, state sul pezzo, lasciate i like finali, iscrivetevi al canale e fate pure girare i video con i vostri amici, perché io veramente il canale cresce e ci sta ancora un sacco di gente che non ci conosce proprio. È bella questa cosa perché c'è margine di miglioramento, c'è gente che, capite, una locale che mi ha invitato, vuoi venire a fare la reaction nel nostro locale? Tu, un locale a New York che vuole fare la reaction con i tifosi? No, è un locale ottobre. Io sto a New York, vuol dire che gli è capitato un video per caso, non hanno approfondito, non sanno che sto a New York e volevano fare la cosa così. Fatemi girare con i vostri amici, che io ve ne sono grato. Mettete l'emoticon del cellulare alla fine, perché col cellulare poi gira tutto.